Pauroso incendio in un appartamento della centralissima via Torricella, Rossano Veneto, salvi i 2 inquilini che nel rogo hanno perso tutto. È accaduto ieri pomeriggio al secondo piano della palazzina che vedete nelle immagini. Un cortocircuito del frigorifero ha fatto partire le fiamme che hanno avvolto in pochissimo tempo tutte le stanze. Il fumo nero si è propagato sino al vano Scala, dove oggi restano le inconfondibili tracce. I vigili del fuoco, intervenuti con 14 uomini da Bassano Cittadella e Vicenza, hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza il sito. Appartamento inagibile, momenti di terrore anche per gli altri condomini, per alcuni dei quali si è sfiorata la tragedia. Mi stavo buttando dal balcone. Come si stava buttando dal Stavo balcone? buttando dal balcone ieri e poi mi sono ripresa e sono scesa nuda fuori. È scesa. Avevo solo... Sì, tanta paura, sì. Fuoco, ho venuto tutto paura, fuoco. Io ho paura, tutti paura. I 2 inquilini dell'appartamento distrutto da anni in Italia sono rimasti in mezzo alla strada. Grazie all'intervento del comune e dei volontari hanno trovato un tetto. Uno di loro troverà sistemazione per un periodo a casa San Francesco per la notte, mentre per l'altro questo albergo cittadino ha fatto un'offerta molto agevolata per potergli dare la possibilità di andare a dormire. Il comune non mette soldi. Perché hanno perso davvero tutto, vestire e quant'altro. Sì, hanno perso tutto, non avevano anche soldi, tutto quello che avevano guadagnato lavorando. Sono dei ragazzi che hanno un contratto regolare, sono qui per lavorare, pagano le tasse e dobbiamo anche pensare a questo.